costume rosso, con i fiori così. Sì. E mi ricorda. Effettivamente. Sì che Luca so, ha detto no. Luca i Socoi. Non vedo altra differenza. Matteo, ti ieri qua davanti prima, ti ho visto da io. Ti ieri un bel figurino, veramente. Sì. Oppure questo un po' anoressico il tipo. Che ho paura dei luoghi chiusi. Sento che del cavallo che entra su un bar e il barista che fa: come mai questo muso lungo? Mamma, La garota grazie a Dio di aver costume, se no mi cascava e vai. Aspetta. Te sai che l'ultima volta che sono andato in ferie sono andato in Scozia? Sono andato in Scozia con il furgone, mi si è rotto il furgone e lo aspettava un attimo, se passa uno che fa scusa, sei tu un meccanico? E mi fa no, McFly. No, ragazzi, sarà anche caldo ma mi sento freddo. Come che sei qui, sei i primi Freddie Mercury che ti rovina. Esatto, i due cassaforti che si incontrano. Sai che noi si vede da tanto? Che combinazione! Aspetta, mi ricorda Mauro una roba, giustamente. Stai attenti ragazzi, non stai a credere che è il fieno, tutte balle. Lengua, un movimento sensuale. Lengua, un movimento muy sexy. Un movimento muy sexy. Go finire che spada senza dormire. Go finire ieri sera. Voglio prima chisare. Mi non voy a tentare. Adesso lo voy a desmayar. E la manso a resa, che entra manso a stesa. Un movimento sexy. Un movimento sexy. E io devo sul pannaso. Adesso mando un vaso. Un movimento sexy. Un movimento sexy. Guarda che lo dico a toppare. Non lo dire che a me pare. A me pare. A me pare. Sì, lo dico a toppare. A toppare. A toppare. No, non dire che a me pare. A me pare. A me pare. Sì, lo dico a toppare. A toppare. Un movimento sensuale. Un movimento muy sexy. Un movimento muy sexy. Go finire che spada senza dormire. Go finire ieri sera. Voglio prima chisare. Mi non voy a tentare. Dai, assame stare. Non lo skate a pagare. Fatti dar tanto mare. Sempre dico d'andare. Adesso lo voglio a desmayar. E la manso a riccia, che entra manso a stesa. Un movimento sexy. Un movimento sexy. E la manso usa nocio, che entra manso un nocio. Un movimento sexy. Un movimento sexy. Guarda che lo dico a toppare. Non lo dire che a me pare. A me pare. A me pare. Sì, lo dico a toppare. A toppare. A toppare. Ma sarà domenica mezzanotte, dove Cataroia non ride un caso d'inverno tutta la bomba. Però non mi figa Un movimento sensuale. Un movimento muy sexy. Un movimento muy sexy. Go finire che spada senza dormire. Tutte che dei testi così veramente, guarda, go i penotti, Dio. So che non sei facile cantare certe canzoni perché so che magari Dario voglia. Ma guardavo, solo io per stare qualcosa sicuramente. Allora, non sei facile cantare certe canzoni, soprattutto quello che sei. Chiamo io da far così! Non sta andare via Andrea, per piacere. Andrea, ti fai tu. No, ti fai rivedere dal pubblico, dai, per piacere. Dai, ti sei il nostro Big Jim. Ma Ferro, dove è la Barbie? A Barbie dove sei? Mamma che ma se penso che mio papà portava quel costume là, veramente. Cioè, cos'è? Datazione al carbonio 14 sarà
76, 77, fatalità se più o meno gli anni che sono nati mio fratello e mia sorella. Mamma te che è un gusto. No, guarda. Mi penso che ormai ti ha fatto perché tua mamma che faceva schifo che costume, dove cavarghe proprio. Questo si cura di mia mamma, quindi è una bella lotta. Comunque, noi altri che ripeto, ridemo, scherziamo, ma facciamo anche di testi impegnati. Il problema dei bombo è un problema che assilla da sempre le famiglie. Te senti tu so? O che mi ha torte là? Mi non ho più d'accordo con questo uomo qua. Boh. Oltre al tema della bombola, abbiamo ciappato a cuore un tema fortissimo, ci è stato richiesto dal presidente Giorgio Napolitano in persona. Beh, certo. Magari ti fa una cagata giornata, ragazzi, guarda che là in Veneto è un viva e vibrante ragazzi, grande cordoglio con il nome dello Stato italiano vi chiediamo non vi tedi oltre. Dedicare una canzone alla bombola. No, come che c'è Mario Monti, fa bomba. Poi lui mi ha detto con grande cordoglio vi chiedo di fare una canzone sui nomi veneti, sui nomi come, che ne so, Giudi Zangrando, Atreyu Biasuzzi, Maverick Pilotto, tutti i nomi esistenti, ragazzi. Cioè, Vasco Resando. Mi piaceva. Ragazzi, noi siamo qua che ridiamo, guardate che certi bambini si portano a croce sui spalle. Perché loro i fighesi si abituati a sentirsi chiamare Ehi Sharon! o se no da sononica, Sharon! Anche perché quando che nel 94 Sharon Stone era sto grande pezzo di signora, anche adesso, però quando che Sharon avrà 18 anni, Sharon Stone intanto sarà una vecchiotta che non sì, ma quello che dico è che i genitori che ci hanno messo più i nomi stranieri, noi pensa prima al puteo, perché se è un figo magari ancora o una beatosa, insomma, non voglio dire a prova figa, ancora può andare bene, cioè magari io porto una certa personalità. Se sono sfigati, è una condanna. E pensai che i poveri nonni, cioè, non mi ricordo più che telenovela che era una Sue Ellen, una roba così. Dallas. Ti pensa al poro Mario trovato che dice guarda, sono tutto me ne voda a Sue Ellen. Cioè, ragazzi, è una vergogna. Matteo, prego. pensa che a volte che doveva nascere il mio primo bambino, Mattia, tra i vari nomi che si pensava, a mia moglie, a Lara, mi fa: ascolta, mi piacerebbe anche il nome Amos. Mi dico, beh, Amos Trinca. Se ridi adesso. Ho fatto anche il contrario, guido Amos Trinca, Trincamos. No, cambiamo nome così. Ragazzi, pensai che... Di nome Brian va al college con lo snowboard. Brian va con lo snowboard e lo ski flotteur. Io sono un imprenditore, gioco in borsa e a casino. Mia figlia si chiama Sharon, è forte gol ed adora lo squash. Sharon. E con un consorzio agrario s'ha messo sacchi d'euro. Anche a me mi piace i nomi stranieri, ma non ho proprio una idea. E cazzo che un re, non hai idea. Ma un dì tanto in bottega, con una illuminazione, che non pensai che sia bauco il magazine che ha soluzione. E a goccia mala, Naili Bortoleo. Trasparente
passa mesi sacchi d'eurea, mi piove qua aiutarmi da quando che era putea. E menos fa, più sacchi d'eurea, più sacchi d'eurea. Sono orgoglioso di me pioia, a se una gran soddisfazione, pongo un nome così davvero, la tua e poi il cuore anche il video. E a goccia amara, cosa trasparente e protettiva che piace a brosa di mattina a goccia amara. E sta fuori sia persone che qua piova a se porte a venire. Chiamata Nai Borgoglio, asinatosa, trasparente e protettiva che piace a brosa